rassicurazioni dal governo, ma per i sindaci è corsa contro il tempo, tanti servizi a rischio. Salasso in arrivo anche per le ULSS. A Treviso quantificati aumenti per 10 milioni di euro. Tragedia sfiorata a Caprino Veronese, operaio edile intrappolato dalle macerie dopo il crollo di un solaio, l'uomo salvato dai vigili del fuoco. La Guardia di Finanza di Padova scopre una maxi truffa per ottenere illecitamente prestiti bancari per le aziende garantiti dallo Stato durante il periodo della pandemia, 6 arrestati. L'Istituto Zooprofilattico delle Venezie ha identificato per la prima volta in Veneto la variante Omicron 2. I ricercatori hanno ottenuto il genoma completo di 245 campioni. Domani pomeriggio a Padova i funerali di Pietro Benfatto, il 17enne morto nello schianto alla guida dell'auto del padre. Avevano creato tensione e paura nelle piazze di Monselice 11 giovanissimi di origine magrebina denunciati dai carabinieri. Dopo la gioia dell'oro a Cortina sono iniziati i preparativi per il ritorno a casa della neocampionessa olimpica Stefania Constantini, attesa per venerdì sera. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano il caro bollette, ma vediamo quello che è emerso dal primo giorno di congresso della CISL Belluno Treviso, che ha fatto un focus sulla situazione giovanile, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, e quanto ne emerge una situazione con molte ombre. Su 13 banche interpellate per erogare un mutuo prima casa ad una coppia con reddito di 2.500 euro al mese, solo un istituto di credito si è reso disponibile a concedere il finanziamento se i richiedenti hanno un contratto a tempo determinato, e in questo caso con una rata che sale del 30% rispetto a quella di chi ha un posto indeterminato. Una precarietà lavorativa che si traduce in una instabilità nella vita, nel progettare il proprio futuro. È uno dei dati emersi durante la prima giornata del congresso della CISL Belluno Treviso, con un focus proprio sulla condizione dei più giovani. Quello che viene alla luce è una serie di criticità che riguardano gli under 30, ad iniziare dalla demografia. Una riduzione del numero di under 30 sul totale, quasi 11.000 residenti. E tra l'altro la velocità del fenomeno con cui avviene, solo 10 anni tutto questo. Dal punto di vista occupazionale, dal 2019 al 2020 il tasso di occupazione è rimasto invariato, ma c'è anche l'altro lato della medaglia. Anche a Treviso ci sono 19.000 giovani under 30 che non lavorano e non studiano in una popolazione di quasi 900.000 abitanti. E poi abbiamo le imprese come a Belluno che chiedono forza lavoro e non la trovano. Sempre meno giovani e sempre più precari. A Treviso nel 2020 le assunzioni under 30 sono crollate a 36.595 rispetto alle oltre 45.000 del 2019. Sempre più rari i contratti a tempo indeterminato, che nella Marca sono passati dal 18,1% delle nuove assunzioni under 30 del 2008 al 10,8% del 2020. Non va certo meglio sul fronte del reddito per i giovani, fermo al palo da oltre 15 anni. Dal congresso della CISL dunque una proposta a tutte le istituzioni coinvolte nel processo, ovvero fare squadra e stringere alleanze. Noi crediamo che invece ci sia il tempo della responsabilità e tutti i soggetti non devono più lavorare per la logica solo elettoralistica, ma devono lavorare per il futuro delle nostre generazioni e dei nostri territori. La cronaca, attimi di paura nel pomeriggio a Caprino Veronese per un operaio rimasto sotto le macerie di un solaio durante dei lavori di ristrutturazione. L'uomo stava lavorando nel cantiere in un appartamento di una corte padronale quando all'improvviso il solaio è parzialmente crollato. I vigili del fuoco hanno iniziato a scavare per liberare la gamba dell'uomo che era rimasta incastrata sotto le macerie. Una volta liberato, l'operaio è stato trasportato all'ospedale, sul posto anche il personale dello Spisal e i carabinieri. Con l'operazione Paga Pantalone, la Guardia di Finanza diretta dalla Procura di Padova ha scoperto una maxi truffa per ottenere prestiti bancari per le aziende garantiti dallo Stato durante il periodo della pandemia. Le aziende però non c'erano e i soldi sono stati intascati da privati che sono stati fermati. Padre e figlio di Padova agli arresti domiciliari e altre 4 persone, residenti in provincia di Roma e nel Ferrarese, tra loro anche una commercialista, sottoposte a obbligo di dimora o alla firma dai carabinieri.
La Procura di Padova, in base alle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, ha autorizzato il sequestro preventivo di beni mobili e immobili per 3,5 milioni di euro di valore, intestati a varie società. Secondo le accuse, le 6 persone fermate, insieme ad altre 14 per ora solo indagate, erano le componenti di un'associazione a delinquere con base a Padova, che avrebbe commesso una gigantesca truffa allo Stato, ottenendo 4.300.000 euro di prestiti bancari coperti dal Fondo di garanzia del governo per le piccole e medie imprese. Mutui per lo sviluppo delle aziende diventati più facilmente accessibili dalle misure urgenti adottate per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Ma le imprese beneficiarie dei mutui in realtà non c'erano ed era la banda a preparare tutte le documentazioni false per avere i prestiti. Le sedi delle aziende erano nell'ufficio dei 2 padovani, ora ai domiciliari, in via Tommaseo, in una scatola, con dentro solo i timbri delle ditte. Circa un quinto delle rate dei mutui ottenuti è stato restituito alle banche. È stato anche poi riscontrato che venivano distratti questi fondi verso conti correnti allocati in Regno Unito, piuttosto che Albania, piuttosto che Ungheria, piuttosto che Repubblica Ceca. Questo ovviamente per cercare di ostacolare l'identificazione dell'origine di questi fondi e poi soltanto in un secondo momento rientravano in territorio italiano. Sarebbero 60 i conti correnti bancari aperti dalla banda per conto delle aziende che gestiva. Banda che negli ultimi tempi si doveva essere insospettita, dotandosi anche di rilevatori di cimici. E allora parliamo del caro bollette, perché sono arrivate rassicurazioni dal Premier Draghi, oggi in visita istituzionale a Genova, ma i sindaci restano sul piede di guerra. È corsa contro il tempo per garantire i servizi ai cittadini. Il governo sta preparando un intervento di ampia portata nei prossimi giorni. L'impegno arriva a metà pomeriggio a margine della visita a Genova. L'esecutivo si prepara un intervento cospicuo sul caro bolletta, più preciso durante il question time il ministro D'Incà. Sono allo studio del governo misure e modalità di reperimento delle risorse idonee ad accrescere l'ammontare degli aiuti concessi, anche al fine di garantire un adeguato sostegno per il secondo trimestre dell'anno. In attesa di capire la portata del provvedimento, la preoccupazione cresce anche tra i primi cittadini che si preparano a spegnere le luci in segno di protesta. Per il sindaco di Conegliano non è il tempo della diplomazia. Si rischia di mettere in difficoltà magari le mense scolastiche, dovendo aumentare i costi delle mense oppure del trasporto scolastico o togliere dei servizi di prima necessità sul sociale. Penso che questo non si debba fare, che il governo centrale debba intervenire immediatamente per venire incontro a questi aumenti, bollette dell'Enel triplicate, poi ci ritroviamo addirittura che anche il carburante va aumentando, ripeto, 350-400 mila euro di aggravio per un comune come Conegliano non esiste assolutamente. Tutte le ragionerie comunali sono al lavoro e i sindaci stanno arrivando conti da capogiro che incidono su bilanci previsionali già approvati. Dovremmo sicuramente andare a tagliare su quelle che possono essere magari delle spese che sono delle spese importanti, ma magari che dovremmo rimandare. Potrà essere le asfaltature piuttosto che interventi legati agli aspetti culturali. Questa è veramente una situazione drammatica, ma che purtroppo i comuni come il nostro dovranno far fronte. 200.000 euro il salasso quantificato a Crocetta, dove sono tanti gli edifici comunali. Io spero di riuscire a far fronte economizzando come si fa in una famiglia, economizzando un po' di qua, un po' di là, riuscire a far fronte. Spero che questa sia una cosa estemporanea, non sia certo un intervento strutturale, altrimenti dovremo pensare che ogni anno spendiamo 200.000 euro in più. Spero non possa succedere una cosa così. Poco distante a Pederobba si prevede un esborso di 107.000 euro in più, nessun taglio immediato, assicurano dal comune. Certo non si possono fare cose in più, che è quello che ci chiedono i cittadini, quindi chiediamo assolutamente al governo di intervenire non solo per bloccare i rincari per le famiglie, ma per bloccare i rincari anche ai comuni che danno servizi alle famiglie. Il tema dal punto di vista politico è stato posto dal sindaco di Treviso Conte poche ore fa nel corso di un videocollegamento con il leader della Lega Salvini. 1 milione di euro gli aumenti per il comune capoluogo, addirittura 10 se si va all'ULSS 2. Solo
di calore, ecco, solo di calore per noi sono 6 milioni complessivamente, sono 6 milioni di euro in più all'anno, e di elettricità sono 4 milioni e mezzo in più all'anno, cioè una botta, veramente botta, difficile da digerire. Per gli ospedali si prevede un piano antidispersione, dice Benazzi, la coperta per tutti è sempre più corta. Se si tira sulla coperta restano fuori i piedi, se copriamo i piedi restano fuori le braccia. L'Istituto Zooprofilattico del Venezia ha identificato per la prima volta in Veneto la variante Omicron 2. I sequenziamenti sono relativi all'ultima sorveglianza rapida coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità sui campioni positivi Covid notificati 31 gennaio. I ricercatori hanno ottenuto il genoma completo di 245 campioni inviati da 13 diversi laboratori distribuiti nella regione. Il 98,8% dei campioni analizzati appartiene alla variante Omicron, mentre il rimanente 1,2% appartiene alla variante Delta. Non ci sono ancora chiare evidenze scientifiche sulle caratteristiche di questa sottovariante Omicron. Sono arrivati venerdì in azienda ospedaliera a Padova, hub regionali, i primi 982 trattamenti del nuovo antivirale orale contro il Covid. Intanto continuano con successo anche i trattamenti con i farmaci monoclonali. Si chiama Paxlovid, il nuovo antivirale orale contro il Covid-19. Alla farmacia dell'azienda ospedaliera di Padova sono giunti i primi 982 trattamenti, alcuni dei quali sono già stati affidati a ULSS esterne per l'utilizzo. Un trattamento orale che deve essere tempestivo per essere efficace, spiega Anna Maria Cattelan, direttrice dell'unità operativa complessa di malattie infettive. Questi farmaci sono farmaci che possono essere assunti per via orale, sono delle compresse che si assumono per una durata di 5 giorni, ma il criterio fondamentale è che vengano assunti precocemente nel corso dell'infezione, vale a dire entro 5 giorni dalla comparsa dei sintomi. Se fatti precocemente, addirittura entro i primi 3 giorni, abbiamo una riduzione del rischio di ospedalizzazione e quindi poi di morte di più dell'80%. Fondamentale la sinergia tra pazienti, medicina territoriale e centri prescrittori, un farmaco somministrato in condizioni di salute particolari con notevoli interazioni. L'ultimo arrivato, che è un farmaco veramente efficace dai dati che abbiamo a disposizione, ha purtroppo delle interazioni farmacologiche, vale a dire può interferire con l'attività di altri farmaci che magari i pazienti possono assumere, tipo gli anticoagulanti orali, i farmaci per il colesterolo o tanti farmaci antineoplastici. Allora bisogna valutare bene in quel caso se può il farmaco essere somministrato. A percentuali di protezione da rischio di malattia grave o di morte dell'88% il Paxlovid, superiori al 31% del Molnupiravir, altro antivirale orale, e di quasi tutte le terapie monoclonali. Hub per tutto il Veneto per la distribuzione, la farmacia dell'azienda ospedaliera di Padova. Noi li distribuiamo sulla base appunto delle indicazioni regionali e sulla base anche dell'andamento dei contagi. Riceviamo questo, riceviamo gli anticorpi monoclonali, riceviamo Remdesivir e tutte le altre terapie orali, e quindi sì, funzioniamo da hub e anche ci aiutiamo fra varie farmacie ospedaliere quando c'è una carenza in una zona piuttosto che invece un surplus in un'altra. Una coppia di settantenni veronesi è morta per Covid all'ospedale di Villafranca dopo aver trascorso un mese in terapia intensiva. Marito e moglie di Bussolengo non erano vaccinati. I due avevano scoperto il contagio alla fine di dicembre. Prima si era ammalato l'uomo, Rino Perrinelli, 69 anni. Qualche giorno dopo la moglie, Laura Sorio, 70 anni. Giunti in ospedale, già in condizioni gravi, erano stati portati subito in terapia intensiva. Subito dopo il loro ricovero, il Covid aveva colpito anche il figlio della coppia, la moglie e il loro bambino, che grazie alle cure dei medici si sono ristabiliti. Manifesti abusivi anti-Novax. Il sindaco di Isola Vicentina dice oltraggiosi della sensibilità comune.
Da un paio di settimane stanno comparendo dei volantini abbastanza fastidiosi, irrispettosi della sensibilità comune. Manifesti su cui campeggiano frasi che invitano i medici a non curare i non vaccinati o il pubblico di lettori a guardarsi dal rischio di mettere al mondo un figlio Novax. Si tratta di locandine abusive, pro-vax o anti-Novax che dir si vogliano. C'è chi ha una certa idea e c'è chi ne ha un'altra, chi è pro e chi è contro la vaccinazione, però questi fenomeni, anche la semplice affissione di questi abusiva di questi manifesti va a riaprire una ferita, se vogliamo. A sorpresa compaiono sulle bacheche comunali di Isola Vicentina, addirittura sono state affisse di fronte al cancello della scuola materna, tirandosi dietro l'indignazione dei cittadini e la furia del sindaco che provvede sistematicamente a rimuoverle. Mi hanno segnalato con un po' di fastidio proprio per il fatto che vanno ad acuire un clima, e io ho preferito che fossero i carabinieri a indagare immediatamente su questo fenomeno, quindi ho segnalato gli eventi, dando anche o procedendo personalmente a rimuovere questi manifesti che sono affissi abusivamente, quindi c'è anche una sanzione per regolamento e i carabinieri stanno indagando. L'appoggio credo sia anche quello sulla videosorveglianza privata. Infine il sindaco rilancia con l'arma del dialogo. Credo sia importante che queste persone smettano immediatamente questa attività e che invece lavorino per un dialogo costruttivo, di pace. Si svolgeranno domani pomeriggio alle 15 a Padova, nella chiesa di San Carlo all'Arcelle, i funerali di Pietro Benfatto, il 17enne morto domenica dopo essere uscito di strada mentre era alla guida dell'auto dei genitori. L'incidente è avvenuto intorno alle 4 lungo la statale 516 Piovese nel comune di Legnaro. Il 17enne, che viaggiava da solo in auto al momento della tragedia, è uscito di strada finendo nel giardino di un'abitazione dopo aver distrutto muretti e aiuole. Al funerale saranno presenti i compagni del mondo del basket e gli amici appassionati di musica trap. Sono state trasferite oggi da Pordenone all'ospedale di Conegliano le bimbe, le figlie di Sara Rizzotto, una delle due cugine morte nello schianto in A28. Con loro Papà Davis stanno bene, dice, lottiamo per loro. Sabato i funerali delle due giovanissime vittime, funerali che si svolgeranno all'aperto all'oratorio di San Vendemiano. Tutto sommato stanno bene, insomma, visto quello che è successo, che è già una buona notizia. È una buona notizia, e fa strano dirlo che stanno bene, perché vedendo le immagini io non riesco a capire come fanno a stare bene. Da oggi sono più vicine a casa le piccole Sofia ed Elena, le figliolette di Sara Rizzotto, la ragazza di 26 anni morta accanto alla cugina Jessica nello schianto della 28 provocato da un pirata della strada, ora agli arresti domiciliari. In quell'auto sui sedili posteriori c'erano anche loro, sopravvissute quasi per miracolo. Dopo 9 giorni all'ospedale di Pordenone, il trasferimento in pediatria a Conegliano. Papà Davis non le ha mai perse di vista, nemmeno per un attimo. Con lui anche Alain, papà di Jessica e zio di Sara. L'abbraccio fra i due uomini fuori dal nosocomio è un farsi forza reciprocamente. Sofia ha 5 mesi, Elena 2 anni e non ha ancora chiesto della mamma, ed è forse questo il momento che Davis teme di più. Quello sarà un discorso da affrontare al rientro a casa, insomma, trovare le parole giuste, e chiaramente la più grande dovrà essere seguita comunque con una psicologa. Gestire l'assenza ma anche un possibile trauma, tutto da valutare vista la tenera età. La più grande ha assistito comunque all'incidente, quindi è da capire cosa ha visto, cosa ha capito, quindi bisogna affrontare questo discorso, e quindi lo sforzo maggiore è cercare di essergli vicino, magari con un sorriso. Sorridere, l'unico antidoto per alleviare il dolore più profondo. Gli stessi funerali che si terranno sabato alle 15 a San Vendemiano vogliono ricordare Sara e Jessica nella loro energia. Sarà fatto all'oratorio di San Vendemiano, ovviamente tutto all'aperto, visto che il tempo permettendo, ma in teoria sì, a ricordarle, salutarle come loro avrebbero voluto, perché a loro piaceva star fuori all'aperto, ai parchi, e cerchiamo di salutare il meglio possibile con qualcosa di particolare e speciale. È il momento di fermarci per la pubblicità, tra poco.
Rieccoci in diretta, c'è ancora la cronaca con una morte avvolta nel mistero, è quella di Demis Bellotto, carrozziere 50enne trovato senza vita dalla moglie a Concordia Sagittaria. Non vedeva il marito e poco dopo l'ha trovato riverso a terra nel garage di casa. Ieri mattina verso le 11 a Concordia Sagittaria. Disperata la moglie ha provato a rianimarlo, poi ha chiamato i soccorsi, ma per Demis Bellotto, carrozziere di 50 anni, non c'era più nulla da fare. Quando è arrivata l'ambulanza, ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. Sconosciute le cause della morte, al momento avvolta nel mistero, cui solo l'autopsia potrà far chiarezza. Apparentemente Bellotto, descritto come un gran lavoratore, non soffriva di malattie o disturbi particolari. Non era un uomo di molte parole e conduceva una vita tranquilla. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono giunti anche i carabinieri di Portogruaro per far luce sulla vicenda. Con gli investigatori anche il medico legale che ha effettuato l'esame necroscopico dal quale non sarebbero emersi segni di violenza. Ieri mattina Bellotto era a casa dal lavoro, così verso le 10:30 è andato in garage per fare alcuni lavoretti. Alle 11, non vedendolo rientrare, la moglie preoccupata è andata a cercarlo, trovandolo a terra. Per gli investigatori si tratta di un caso particolarmente delicato. Bellotto, oltre alla moglie, lascia la figlia tredicenne. Avevano creato tensioni e paura nelle piazze di Monselice gli 11 giovani di origine magrebina denunciati dai carabinieri che hanno eseguito una serie di perquisizioni. Il reato contestato è quello di associazione a delinquere. Il 5 giugno del 2021 erano stati due ignari fidanzati che passeggiavano in centro a Monselice. Era poi toccato ad un coetaneo malmenato dalla banda che, come unica colpa, aveva quella di indossare scarpe da ginnastica costose. Sono 11 giovani, quasi tutti di origine magrebina, italiani di seconda o terza generazione, collegati tra loro da legami di amicizia e talvolta parentali, individuati nel corso di un'indagine partita durante l'estate e condotta dai carabinieri della compagnia di Abano Terme e della stazione di Monselice. I ripetuti episodi, segnalati nelle vie della città, erano stati oggetto a inizio giugno anche di un comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico presieduto dal prefetto di Padova, Raffaele Grassi. Gli 11 agivano in gruppo e passavano velocemente dalle minacce alle mani per motivi banali o pretestuosi. Aggressioni legate anche a presunte gelosie. Un giovane che si era scambiato dei messaggi con la fidanzata di uno del gruppo era stato picchiato selvaggiamente rimediando una prognosi di 1 mese. Un altro era stato malmenato perché la sua auto era stata scambiata per quella della fidanzata di uno di loro. Anche i carabinieri nel mirino della gang. 2 militari, infatti, sono stati aggrediti durante il controllo di 3 giovani. I 3 avevano anche tentato la fuga, ma erano stati bloccati. Su delega della procura, i carabinieri, nella giornata di sabato, hanno eseguito 11 perquisizioni. Gli 11 indagati devono rispondere dell'accusa di associazione a delinquere finalizzata a creare uno stato di tensione e soggezione in altri ragazzi. Voltiamo pagina. Donato all'ospedale all'Angelo di Mestre un macchinario che permette di prevenire la cecità nei neonati prematuri. Un macchinario che permette di valutare eventuali malformazioni congenite nell'occhio dei bambini prematuri. Si chiama RedCam ed è già in funzione nell'area neonatale dell'ospedale all'Angelo grazie a una donazione della Fondazione Stevanato di Piombino Dese. L'ennesimo esempio di come il territorio riesce a fare sinergia con questa struttura. Qui c'è una fondazione molto importante che dona al nostro reparto di pediatria e di oculistica una macchina, un'attrezzatura che aiuta i bambini a crescere meglio, soprattutto aiuta i bambini prematuri a non incappare in problemi che riguardano la sfera visiva, e questo per noi è un grande dono. Non solo per il neonato, anche per i genitori. Far vedere ai genitori questi ragazzini quando hanno 15-16 anni, che fanno sport, che cominciano a guidare il motorino per quelli che gli lasciano e che poi avranno una vita lavorativa normale, è fondamentale. All'inizio è un po' dura, però appunto poi con questa equipe
la si vive con tranquillità. La prima cosa che farete quando andrete a casa tutti e tre insieme? Ambientarsi. Un attimo, capire lui, le reazioni che avrà. La strumentazione permette di individuare la retinopatia del pretermine, patologia legata all'arresto della vascolarizzazione retinica che colpisce i neonati prematuri. La causa della malattia è legata alla somministrazione dell'ossigeno nei bimbi, che può causare la formazione di vasi anomali all'interno della retina. In questo modo gli specialisti dell'oculistica possono effettuare uno screening non invasivo e valutare l'eventuale evoluzione della malattia. Usare meno ossigeno, stare più attenti alle trasfusioni, usare i farmaci nella maniera corretta, ovviamente sempre mirando prima di tutto alla sopravvivenza, ma non è l'unico obiettivo, è un obiettivo anche di qualità. Se io faccio sopravvivere più bambini, ma questi bambini sono ciechi, dobbiamo chiederci se è un successo. A Cortina sono iniziati i preparativi per il rientro a casa della neocampionessa Stefania Constantini, attesa per venerdì sera. Con l'oro ancora bollente tra le mani conquistato nella gara di doppio misto di curling, Stefania già guarda al futuro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Non vedo l'ora di rappresentare l'Italia in Italia, ha detto l'atleta, e con lei anche il compagno della grande avventura a Pechino, Amos Mosaner. E adesso segnatevi questa data: dal 9 marzo scatterà un nuovo passaggio verso la TV digitale in Veneto. Le 3 emittenti del gruppo Media Nord-Est si ricollocheranno in una nuova posizione sul telecomando. Antenna 3 sarà visibile sul canale 10, Rete Veneta sul canale 14 e Tele Nord-Est sul canale 18. Per continuare a seguire l'informazione di Antenna 3, Rete Veneta e Tele Nord-Est, quindi sarà sufficiente risintonizzare il televisore e seguire le nostre emittenti sui nuovi canali, che vi ricordiamo essere il 10 per Antenna 3, 14 per Rete Veneta e 18 per Tele Nord-Est. È tutto, vi lascio le previsioni meteo, grazie per l'attenzione, buona serata. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè, crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri. Benvenuti al meteo. Comanda l'andamento del tempo sempre l'anticiclone. Avremo ben poche novità rispetto ai giorni scorsi, ma vediamo insieme il dettaglio di giovedì 10 febbraio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, con cielo in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso. Possibile sviluppo di nuvolosità irregolare sui rilievi prealpini a partire dal tardo pomeriggio. Ottima visibilità in quota, mentre in pianura saranno probabili foschie e nebbie nelle ore più fredde della giornata. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra -2 e 1 grado, massime invece tra i 7 e i 12 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo spesso nuvoloso in mattinata, a seguire invece ampie schiarite soleggiate dappertutto. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime sugli 8-11 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato dappertutto, solo con qualche addensamento, ma del tutto innocuo e senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno allo 0 o di poco superiori, massime sui 12-13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Gioielleria Laboratorio Orafo di Livio Darè, crea e realizza gioielli seguendo i tuoi desideri.